Ed eccoci arrivati all'ultimo giorno di Vinitaly edizione 54. Siamo al Padiglione del Veneto insieme a Giancarlo Cestaro, che è responsabile servizi di AIS Veneto, che appunto ha avuto un'importanza fondamentale in questo momento di ripresa. Infatti avete organizzato dei convegni non solo per il pubblico locale, ma anche per i buyer internazionali. Sì, quest'anno dopo 2 anni siamo riusciti a tornare di nuovo nella scena, siamo riusciti ad essere presenti comunque come negli ultimi anni allo stand istituzionale della Regione Veneto e dare comunque il nostro supporto per quanto riguarda tutte quella parte, quella materia che ci compete, che è quella di parlare di vino, di raccontare di vino e di poterlo anche dare queste informazioni a chi ci domanda, a chi ci chiede, perché il pubblico è sempre più curioso e ha voglia proprio di imparare e di crescere anche in questa cultura che riguarda proprio il vino. E quest'anno abbiamo comunque ampliato un po' l'offerta per quanto riguarda il nostro supporto e abbiamo dato una mano per fare delle degustazioni per dei buyer internazionali. Ci sono stati 2 appuntamenti, il lunedì mattina e il martedì mattina abbiamo dedicato un'ora con questi ospiti che comunque aveva lo stand della Regione Veneto, che venivano comunque dall'estero e avevano proprio bisogno di avere un supporto per quanto riguarda i prodotti e la nostra produzione della nostra regione, e quindi hanno avuto modo di essere accompagnati da un nostro relatore degustatore, chiaramente in lingua inglese, e fargli conoscere un po' quello che riguarda il nostro territorio legato proprio alle produzioni enoviticole. E quindi è stato comunque, secondo me, anche per noi un'esperienza importante e a sostegno proprio di quello che può essere la diffusione di questa cultura che sempre più spesso ci viene richiesta, anche per la conoscenza di prodotti, per poi possano aiutare anche l'export e tutte queste aziende che comunque portano avanti giorno per giorno. Non dimentichiamoci che dietro una bottiglia di vino c'è un grosso lavoro che parte proprio dalla pianta, dalla terra e dalle mani dell'uomo. Quindi non è solo un promuovere i vini veneti, ma è promuovere il territorio e il Veneto stesso. Quindi si riconferma la collaborazione stretta tra AIS Veneto e la Regione del Veneto. Sì, adesso esatto, stanno partendo con un'altra attività questa mattina e noi siamo comunque di supporto a tutte queste attività per dare comunque il nostro contributo. Oggi è l'ultimo giorno, ahimè, perché comunque sono sempre 4 giornate belle cariche, intense, però comunque aiutate da un clima tra virgolette amico, perché comunque qui siamo anche supportati da tutto quello che è lo staff tecnico che ci supporta, e noi siamo comunque diventati una specie di ingranaggio per tutto questo sistema.